Dal bacino dell'Umiei cattive notizie per l'irrigazione dei campi, senza pioggia, solo 10 giorni di autonomia per il Medio Friuli. La siccità ha causato perdite nella produzione del mais fino al 70%, si stima un 40% per la frutta. Dopo 80 giorni di chiusura per l'abbattimento della vecchia galleria e la realizzazione di un ponte, è stata riaperta nel pomeriggio la strada che da Ampezzo porta a Sauris. Sono stati 2 turisti i primi a percorrerla. Riscontrati a Tricesimo Lignano i primi 2 casi in Italia del virus Usutu, molto simile al West Nile. L'infettivologo Krapis rassicura: l'impatto sull'uomo è minimo. Il vettore di contagio resta sempre la puntura di zanzara. Costituito a Polcenigo un gruppo di 20 volontari, tutti pensionati, vigileranno sul territorio per evitare che a causa della siccità possano svilupparsi incendi in uno dei comuni più verdi della destra Tagliamento. I bianconeri sabato inizieranno il 50° campionato di Serie A della loro storia, con sulle maglie un patch speciale per celebrarla. Intanto San Siro tutto esaurito per l'esordio tra Milan e Udinese. A tutti voi buonasera, ben trovati a questo appuntamento con il telegiornale di Telefriuli. Dunque, Friuli Venezia Giulia ancora alle prese con la carenza idrica e dal bacino di Sauris arrivano notizie non proprio buone per quanto riguarda l'irrigazione dei campi. In queste condizioni, senza altre precipitazioni, ci sono ancora 10 giorni di autonomia per il Medio Friuli, per quei campi che vengono irrigati attraverso i canali collegati al tagliamento. La siccità intanto ha causato perdite nella produzione del mais fino al 70-80% laddove non c'è irrigazione. Per quanto riguarda la frutta si stimano perdite circa del 40%. Nessun problema però sulla qualità. In assenza di precipitazioni, ancora 10 giorni di autonomia per irrigare i campi attraverso i canali che captano l'acqua dal tagliamento. La carenza idrica si fa ancora sentire in regione e le notizie che arrivano al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana dal bacino di Sauris non sono incoraggianti. Della siccità e delle elevate temperature non risente solo il mais, ma anche frutteti e vigne. Abbiamo avuto comunicazione venerdì che sul bacino dell'Umiei Sauris, che va poi a rimpinguare il tagliamento per la captazione dell'acqua a Spedaletto, c'è pochissima acqua, quindi siamo arrivati, diciamo, oserei dire quasi al fondo, e l'autonomia in questo momento è di circa 10 giorni. Se non intervengono piogge, questo sicuramente andrà a inficiare poi su tutti i canali che prendono l'acqua dal tagliamento e che servono per l'irrigazione soprattutto del Medio Friuli. Situazione critica, sempre più critica sulle falde. Abbiamo i pozzi del Medio Friuli in alcune zone dove veramente sono arrivati quasi al limite, c'è la difficoltà a pompare con costi molto elevati dell'energia, ma con il rischio anche che poi le pompe non riescano ad avere un risultato. In questo momento l'unica cosa positiva, se possiamo dire così, è che il mais sta andando a fine maturazione, per cui dovrebbe esserci meno necessità d'acqua che rimane per le culture di secondo raccolto. Che effetto ha tutto questo sull'agricoltura? Partiamo dal mais. Partiamo da giugno, dove i cereali, le prime trebbiature hanno dato un calo del 30% secco e abbondante, proprio anche per la carenza d'acqua ma anche alte temperature. E poi adesso stiamo aspettando i dati, ma insomma la previsione c'è, dei dati che vanno dal 30 al 70-80% nelle aree anche quelli senza irrigazione. La vite possiamo dire che è una cultura che resiste alla siccità, avremo un calo diciamo del 10%, ma sotto l'aspetto qualitativo direi che insomma, è un'annata buona, la vendemmia inizierà nei tempi previsti, ecco. E direi che le produzioni sono buone sia sui bianchi sia per quanto riguarda i neri. Le alte temperature hanno influito anche sulla legagione di frutteti, quindi c'erano delle sorprese anche sulla quantità di produzione, anche un calo minimo del 40%. Sulla qualità? Ma sulla qualità direi che è fatta salva.
Il tema della siccità e gli effetti sull'agricoltura saranno al centro della puntata di questa sera di Economai FVG in onda a partire dalle 21. Ma da Sauris arrivano però anche buone notizie, perché questo pomeriggio alle 15 puntualmente ha riaperto la strada del Lumiei, rimasta chiusa per 80 giorni per far esplodere la vecchia galleria e realizzare un nuovo ponte. Soddisfazione naturalmente tra i cittadini e anche tra gli operatori turistici. Ecco, di fatto, cari telespettatori, da questo momento in poi i lavori praticamente sono terminati. La rimozione di questo lucchetto relativa catena è di fatto alla fine di un incubo per la comunità di Sauris e di tutte le persone che vogliono bene a questa località, raggiungibile sino alle 15 di oggi solo dal versante del Passo Pura, con inevitabili disagi per la popolazione locale e per i turisti. Oggi c'è stata la riapertura a senso unico alternato, a vista dopo la fine dei lavori costati 1,5 milioni di euro, consistiti nella demolizione di una vecchia galleria e relativa costruzione di un ponte. A utilizzare per primi la strada dopo 80 giorni di chiusura una coppia di Talmassons diretta nella località Carnica per le ferie. Di fatto c'è stato un doppio taglio del nastro, da una parte il sindaco di Sauris e dall'altra quello di Ampezzo, un momento solenne conclusosi con una stretta di mano tra i due. C'erano le maestranze dell'impresa che ha effettuato i lavori, dipendenti comunali e progettisti. Il vicepresidente Riccardi, impegnato a Palmanova per l'emergenza incendi, ha scritto su Twitter il grazie più grande a chi ogni giorno è stato in quel cantiere difficile. Ma c'era l'emozione di un tanto auspicato ritorno alla normalità. Il flusso veicolare è ripreso e Sauris da oggi non si sente più sola. Viva Sauris! Li avete visti i sindaci di Sauris e d'Ampezzo che in questo lungo periodo hanno dovuto mediare con i propri cittadini alle prese con significativi disagi. Ora chiedono che sia mantenuto l'impegno per quanto riguarda la viabilità in quell'area. Ingegnere Di Donè, ci siamo dopo tanto tempo, questa strada è stata rimessa a nuovo, messa in sicurezza? Sì, direi di sì. A tempi di record direi, perché in 80 giorni abbiamo ripristinato la viabilità, demolendo una galleria, ricostruendo un ponte. I lavori non finiscono qui, continueranno, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma sono convinto che con la collaborazione di tutte le istituzioni riusciremo a fare un buon lavoro. Sindaco, questa è un'ottima notizia. Beh, è un'ottima notizia perché in un momento in cui credere alle istituzioni è un po' difficile per la comunità. Quello che era stato promesso qualche mese fa, oggi lo vediamo realizzato. Finalmente oggi si riparte, abbiamo passato 2 mesi e mezzo molto difficili, non solo per il calo turistico ma anche per tutti i cantieri bloccati a causa di questo cantiere. Tanti hanno gufato, no? Parlavano di aperture a settembre, addirittura a ottobre, e invece qua i miei complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Restiamo in quota per altre notizie positive, perché dopo 15 anni di calo per la prima volta cresce il numero di imprese con sede nella montagna friulana e la trazione è tutta femminile. Più 1,32%. Non un dato elevatissimo, certo, ma che assume importanza visto il passato. Per la prima volta dal 2006 si registra un saldo positivo fra imprese iscritte e cessate con sede nella montagna friulana. Il dato emerge dall'osservatorio sulla montagna del Friuli Venezia Giulia del centro studi della Camera di Commercio Pordenone Udine, che fa registrare 4.588 imprese attive, di cui quasi il 32% artigiane, più ancora della media regionale ferma al 30,9%. E non è l'unico dato che spicca per essere superiore alla media. Il 26,4% delle imprese attive è al femminile, con un picco del 30,1% in Val Canale e Canal del Ferro. La percentuale in regione è invece ferma al 23,1%. E positivo è anche il numero di imprese under 35, l'8,3% del totale rispetto alla media regionale del 7,4%. Si tratta di un segnale di vitalità, ha commentato il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni D'Apozzo. Il turismo interno, anche interno alla stessa regione, ha avuto una spinta importante che senza dubbio si è tradotta anche in nuove attività sul territorio montano. Resta da tenere alta però l'attenzione sui servizi e sulla rete, conclude D'Apozzo, in modo da permettere alle imprese di insediarsi con qualità ed efficienza sui nostri territori montani.
I lavoratori del porto di Trieste potranno astenersi volontariamente da tutte le operazioni riguardanti l'azienda Varsi, la quale ad esempio l'imbarco di motori, il rizzaggio degli stessi a bordo delle navi, fino alla soluzione della vertenza. E quanto hanno stabilito Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e UGL Mare, che hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dello scalo giuliano. E restiamo sul tema con una presa di posizione, alcune dichiarazioni del presidente della regione Fedriga. Una situazione nata dalle decisioni del gruppo Varsila e le azioni dei lavoratori sono volte a difendere dei diritti. Il presidente Fedriga ha inviato una comunicazione ufficiale al console generale della Repubblica di Corea, Kang Young-sik, in relazione alla nota pervenuta alla regione attraverso la prefettura di Trieste, nella quale il rappresentante diplomatico di Seul evidenziava le conseguenze afferenti al ritardo della spedizione alla DSME dei motori dal sito industriale di San Dorligo della Valle. Fedriga ha auspicato comprensione dalla Corea, comprensione che si unirebbe a quella delle autorità cittadine contro i 450 licenziamenti annunciati da Varsila. La cronaca, malore improvviso in Malga, non ce l'ha fatta. Enea Adami, 76 anni, gestore di Casera Pieltinis a Sauris, ieri sera, poco dopo aver finito di cenare assieme a familiari e collaboratori, ha perso conoscenza. Dopo la chiamata al 112, guidati da un'operatrice, i familiari hanno tentato di praticare il massaggio cardiaco, manovre portate avanti poi dai tecnici del soccorso alpino e dal personale medico. Il tentativo di rianimazione è stato però purtroppo vano e alle 23 è stato constatato il decesso dell'uomo per arresto cardiocircolatorio sul posto. Anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo si danno appuntamento a Tarcento per trattare sull'acquisto di 2 orologi molto costosi, ma al momento di concludere l'affare il potenziale acquirente scappa con una scusa e con gli orologi. Furto con destrezza a Tarcento. Un 52enne di Ravenna ha denunciato ai carabinieri della stazione locale un fatto sul quale i militari dell'Arma hanno avviato una serie di accertamenti. L'uomo aveva messo in vendita su un sito internet 2 orologi del valore complessivo di 24.000 euro, un Rolex da 16.000 e un Vacheron da 8. Il potenziale acquirente ha contattato il venditore mostrando di essere particolarmente interessato alla trattativa. I due si sono così dati appuntamento a Tarcento e dopo aver visionato gli orologi, l'acquirente, che in realtà era un malvivente, li ha presi e con una scusa si è dato alla fuga. Il 52enne di Ravenna di fatto è rimasto a bocca aperta e nonostante un tentativo di fermare l'altro uomo che non è andato a buon fine, non gli è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri di Tarcento. I militari al momento non hanno fornito ulteriori indicazioni. L'individuazione del ladro infatti potrebbe non essere così lontana. Gioielli e denaro per 10.000 euro sono stati rubati in un'abitazione di Viale Cadore a Udine. Amara la scoperta del proprietario che, rientrato dalle ferie, ha trovato la casa a soqquadro. Ha sporto denuncia ai carabinieri. Se la sono data di santa ragione. Questa mattina all'alba 2 stranieri di 32 anni sono stati aggrediti da un altro gruppo di persone in piazza Rosa dei Venti a Lignano Pineta. Nella furibonda lite è spuntato un coltello che i carabinieri della compagnia di Latisana hanno trovato a terra sul posto. I 2 sono rimasti feriti, uno al volto, l'altro ad un braccio. Sono stati soccorsi dal 118 e dimessi nel pomeriggio. Ieri sera invece i carabinieri del radiomobile di Cividale sono intervenuti al Civiform di Via Gemona per una lite scoppiata tra 2 minori, entrambi 17enni richiedenti asilo, un albanese e un bengalese. Al momento della perquisizione i militari hanno trovato il giovane albanese in possesso di un coltello a serramanico che fortunatamente non aveva utilizzato nella zuffa. È stato denunciato per porto abusivi di armi. Importanti carenze dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri sospendono 2 attività imprenditoriali ed elevano sanzioni per quasi 30.000 euro in Friuli.
Gravi violazioni sulla sicurezza. Il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Udine sospende l'attività di un cantiere e di un ristorante. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 29.300 euro. In un cantiere edile della Carnia sono state riscontrate violazioni a carico di una ditta artigiana riguardanti il ponteggio. In occasione del controllo in un cantiere a Codroipo invece è stata trovata una ditta i cui operai utilizzavano il ponteggio privo di protezioni contro la caduta dall'alto. È stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. Evidente carenze dal punto di vista della sicurezza sono stati riscontrati in una pizzeria a Tarvisio. Riguardano in particolare i presidi antincendio e quelli di primo soccorso, nonché l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Anche in questo caso i carabinieri hanno disposto la sospensione dell'attività imprenditoriale. Ancora cronaca, incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in A28 nel tratto tra Pordenone e Cimpello in direzione Portogruaro. Il conducente di una Peugeot ha perso il controllo andando ad impattare contro il guardrail. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare con le pinze oleodinamiche il conducente che era rimasto incastrato. Ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni non sono gravi. Rilievi della Polstrada intervenuta con il personale di Autovie Venete. Ed uno scontro tra una moto ed una bicicletta si è verificato nel tardo pomeriggio in località Tornielli a Fontana Fredda. Le cause del sinistro avvenuto sulla provinciale 52 tra le vie Bellini e Rastello sono al vaglio della polizia locale. Ferita in maniera seria la donna in sella alla bicicletta che dopo essere stata soccorsa dal 118 è stata portata in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Un altro incidente stradale accaduto questa mattina a San Daniele del Friuli alle 10 a scontrarsi un'auto e una moto, ad avere la peggio il conducente della due ruote che avendo riportato diversi traumi è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine in condizioni serie. È rimasta bloccata tra le rocce senza riuscire più a scendere né a salire da quel punto. Una 21enne friulana in compagnia del fratello 17enne è stata salvata nel pomeriggio a margine del sentiero attrezzato Spinotti sul Monte Coglians. 4 tecnici del soccorso alpino sono stati sbarcati con l'elicottero in un punto più alto rispetto alla sua posizione. L'hanno tirata su di peso con la corda e l'imbracatura per poi accompagnarla alla base dell'itinerario. E con l'arrivo del weekend di Ferragosto torna ad alzarsi l'attenzione sul traffico tra strade e autostrade. Bollino rosso sulle arterie regionali con traffico molto sostenuto in entrambe le direzioni, code rallentamenti ai caselli del mare sulla A23. Nella sola giornata di sabato Autovie Venete prevede il transito di 180.000 veicoli. Sotto stress la barriera del Lisert dove si attendono 28.000 veicoli diretti verso Slovenia e Croazia. Bollino giallo invece, quindi minor traffico per la giornata di Ferragosto. Sono di Tricesimo e Lignano le prime 2 persone in Italia colpite dal virus Usutu, molto simile al West Nile. Parla l'infettivologo Krapis che dice nessun allarme, l'impatto sulla salute umana è minimo. I primi 2 casi di infezione umana in Italia sono stati registrati a Tricesimo e Lignano. A essere contagiati dal virus Usutu sono stati 2 donatori di sangue rilevati dall'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Le 2 persone sono asintomatiche, come asintomatici sono i 2 casi di West Nile trovati a Sacila. Il virus Usutu, che prende il nome da un fiume sudafricano, è molto simile al West Nile. Sono entrambi degli arbovirus del genere Flavivirus e si trasmettono attraverso la puntura delle zanzare. Non è il caso di allarmarsi, spiega Massimo Krapis, responsabile del Dipartimento Malattie Infettive di ASFO, dal momento che l'impatto dell'Usutu è minimo se non trascurabile, molto inferiore rispetto a quello del cugino del Nilo. Di norma continua, al massimo si manifesta nell'uomo con una febbricola e quasi mai presenta sintomi neurologici. Come annunciato dal vicegovernatore della regione con delega alla salute, Riccardo Riccardi, la Direzione Centrale Salute ha convocato le aziende sanitarie e i dipartimenti di prevenzione per valutare la situazione e mettere in atto le azioni previste dal piano di sorveglianza integrata, tra cui la disinfestazione larvicida adulta delle zanzare, la campagna informativa per la popolazione e il supporto ai comuni.
Ed oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.356 test sono state riscontrate 821 positività al Covid. In terapia intensiva ci sono 3 pazienti, negli altri reparti 236. Oggi si registra anche il decesso di 5 persone, 4 a Trieste, 1 a Udine. David Turello è stato nominato direttore sanitario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Sostituirà la dirigente uscente Laura Regattin, destinata dal 12 settembre alla direzione dei servizi sociosanitari di ARCS. Si tratta di una naturale sostituzione di continuità, ha commentato il direttore generale Denis Caporale. Di diverso avviso la consigliera regionale dei cittadini Simona Liguori, preoccupata per la scadenza indicata dal decreto ministeriale che chiede a tutte le regioni di dotarsi di un'organizzazione territoriale adeguata entro gennaio 2023. Il momento attuale, ha spiegato Liguori, vede nella sanità del Friuli Centrale lunghe liste d'attesa, chiusure di reparti come a Palmanova e mancate riaperture degli ex pronto soccorso di Cividale e Gemona, come invece aveva promesso in campagna elettorale la giunta regionale. Ancora roghi nella nostra regione. Fiamme stamattina nella zona di Duino Aurisina, dietro potrebbe esserci la mano dell'uomo. A San Dorligo procedono le operazioni di bonifica. Vigili del fuoco forestale e protezione civile sono esausti. Questa mattina alle 6:30 le sirene hanno risuonato di nuovo per un nuovo incendio esploso a Duino tra la statale 14 e il sentiero Rilke, che è stato domato in poche ore. Le fiamme sono divampate a una trentina di metri dall'incendio che era esploso sabato. Si ipotizza una correlazione tra il vecchio fronte di incendio, ma tra le ipotesi non nulle al vaglio delle indagini c'è ovviamente anche quello del dolo. Per tutta la mattina la statale 14 è stata prima chiusa e poi riaperta solo in direzione Monfalcone. Lo svincolo di uscita a Duino nell'autostrada in direzione Trieste è stato riaperto alle 16. Nel corso della giornata sono invece proseguite le operazioni di bonifica dell'incendio nella zona di Caresana, sempre nella provincia di Trieste, con 2 Canadair. La situazione è monitorata dal vicepresidente Riccardo Riccardi e proprio la vastità degli incendi hanno spinto il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, a una riflessione aggiuntiva. L'esperienza di quest'anno ci impone delle scelte e le scelte devono passare assolutamente attraverso un nuovo approccio alla manutenzione del bosco, alla valorizzazione del bosco, a quelle che sono le piste tagliafuoco, che sono una cosa sostanzialmente dimenticata e poco praticata da noi, quindi tutta una serie di interventi che vadano a prevenire queste situazioni e a contenere gli incendi quando scoppiano. Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle richiede più uomini e mezzi con un dislocamento a nord-est di Canadair e degli elicotteri. E contro gli incendi scendono in campo le sentinelle del bosco. Un gruppo di 20 cittadini, tutti pensionati, si è messo a disposizione a Polcenigo. Prevenire è meglio che curare, un adagio vecchio ma sempre estremamente attuale, soprattutto in tempi di siccità e di incendi che stanno devastando ettari ed ettari di aree boschive del Friuli Venezia Giulia. È così che una ventina di volontari di Polcenigo, tutti pensionati, ha dato vita ad un'associazione che si occupa costantemente della manutenzione dei sentieri immersi nel verde del comune della Pedemontana Pordenonese. Lo scopo, naturalmente, soprattutto in questo periodo, è quello di eliminare sterpaglie e piante secche che da un momento all'altro potrebbero alimentare un incendio di vaste proporzioni, come quello che ha interessato Polcenigo la settimana scorsa e che con difficoltà è stato domato. Facciamo degli interventi sui sentieri, sulle pulizie dei sentieri, sulle cadute degli alberi e siamo il supporto, diciamo, al comune in tutti i momenti che c'è bisogno, noi ci siamo. E altri interventi vari in montagna, tagliamo i ginepri, dove ci sono degli arbusti anche lì facciamo pulizia, teniamo puliti il nostro comune, i nostri territori comunali. Aver 23 volontari, di cui 10 sono stati formati al CESFAM proprio perché siano operativi con gli attrezzi da taglio e tutto, ci hanno permesso di riqualificare 62 km di sentieri, tutti mappati in GPS, tutti tracciati. Ci hanno permesso di riqualificare zone pascolo, noi abbiamo 3 malghe attive, consapevoli del beneficio che danno dal loro lavoro di volontariato. Il comune di Pordenone e una ditta hanno combattuto una battaglia legale per 6 anni per una multa di 800 euro. Il municipio ha perso su tutti i fronti.
Per 3 volte in 6 anni il comune di Pordenone ha chiesto ai giudici di non annullare la multa da 848 euro staccata a un'impresa e per 3 volte, una per grado di giudizio, i togati hanno risposto picche. La vicenda risale al 2016 quando la ditta di Paolo Favot si vide comminare dalla polizia locale la sanzione perché un suo autocarro dotato di sollevatore parcheggiato sul lato destro della strada aveva caricato degli inerti da un'abitazione privata. Secondo i vigili la ditta stava eseguendo i lavori all'esterno di una costruzione senza le necessarie autorizzazioni. La ditta è ricorsa al giudice di pace che le ha dato ragione. Non c'erano cantieri aperti o depositi sulla sede stradale e quindi le autorizzazioni non erano richieste. Così la sanzione è stata annullata. Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Pordenone che nel 2018 ha respinto il ricorso del comune. Decisione confermata in questi giorni dalla Cassazione alla quale il municipio si era appellato. Il comune è stato condannato a versare 600 euro per le spese del solo giudizio della Cassazione. Partito dal Friuli per una missione in Amazzonia durata 4 mesi, Andrea Maroè, direttore scientifico della Giant Trees Foundation, è rientrato in patria e racconta a Telefriuli i risultati del suo viaggio. Andrea Maroè, direttore della Giant Trees Foundation, è appena rientrato da un lungo viaggio di 4 mesi in Sud America, nelle foreste del Sud America a cavallo di diversi paesi. Una missione lunga, difficile ma anche entusiasmante. Quali erano gli obiettivi e quali sono stati i risultati di questa missione? Brevemente gli obiettivi erano proprio quelli di misurare quelli che erano gli alberi più grandi, i patriarchi di 3 diversi stati non piccoli, Ecuador, Brasile, Perù, all'interno della foresta amazzonica e di recuperare e di conoscere quella che era la biodiversità esistente all'interno di questi alberi assieme a dei gruppi appunto di studiosi locali. Devo dire che i risultati ci sono stati. In Perù abbiamo già inserito 4 nuovi alberi all'interno dell'elenco degli alberi patrimoniali, tra cui anche il più alto misurato scientificamente in Perù, oltre i 54 metri. In Ecuador probabilmente abbiamo scoperto una nuova specie e in Brasile abbiamo collaborato appunto alla riproduzione del materiale vivaistico dell'Istituto Terra, che produce oltre 1 milione di piantine all'anno proprio per la ricostruzione della foresta. Quindi una piccola mano all'interno di questo studio, di questa conoscenza della foresta abbiamo cercato di darla, cercheremo di darla, abbiamo stretto molte alleanze anche con le varie università, con le associazioni e con gli orti botanici locali, per cui siamo assolutamente soddisfatti e speriamo di continuare questa opera. Tornerà il primo weekend di settembre la rievocazione storica di Palmanova. 1100 rievocatori di 60 gruppi organizzati da 15 paesi del mondo per un tuffo di 3 giorni nella storia. Ritorna il primo weekend di settembre la rievocazione storica di Palmanova, la più grande rievocazione seicentesca d'Europa. Tornano quest'anno dopo il Covid finalmente i gruppi esteri, sono 1100 rievocatori in una 60ina di gruppi da 15 paesi. È un ritorno che ci dà conferma del fatto che la rievocazione rinascimentale di Palmanova è un punto di riferimento nel circuito delle rievocazioni europee. C'è un commentatore che spiega, soprattutto durante le battaglie, gli eventi più importanti, quelli più spettacolari in italiano, cosa sta accadendo. Quest'anno ci sarà anche lo speaker in inglese, perché appunto l'evento ormai è un evento che richiama moltissimi turisti anche dalla zona balneare e sono stranieri ed è bene dare loro la possibilità di comprendere subito quello che stanno vedendo. Quest'anno la rievocazione storica sarà veramente una cosa splendida con tanti partecipanti, sarà forse la prima rievocazione storica in costume del 600 in Europa, quindi tutto il lavoro che è stato fatto va estremamente premiato. Il gruppo storico è cresciuto in questi ultimi anni a dismisura ed è portatore di nuove iniziative che danno un volto sempre diverso alla rievocazione storica, per cui la rievocazione non è sempre la stessa ogni anno, ma si rinnova continuamente ed è veramente, per chi non l'ha vista, anche per chi l'ha vista, un'occasione per venire a visitare Palmanova. Speriamo che il tempo ci sia favorevole. L'artista Dito nella piaga è stata protagonista questa mattina del concerto all'Alba a Villa Manin.
That's all folks for tonight, or today. Thank you for coming, I hope you had a good time. Ciao Villa Manin! Buongiornissimo, voi siete... È così che all'alba di oggi Dito Nella Piaga, una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano attuale, ha dato il buongiorno al pubblico presente nel parco del complesso dogale di Passariano per il tradizionale concerto all'alba all'interno di Villa Manin Estate 2022, rassegna organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Un'alba carica di energia e sensualità con Dito Nella Piaga, che ha calcato il palco friulano con naturalezza da diva. Ha proposto 1:10 di concerto in cui, presentando per intero il suo disco d'esordio Camouflage, si è mostrata a suo agio nell'esibirsi in questo orario insolito. Non solo musica e canto, ma anche momenti di interazione con il pubblico, al quale ha raccontato alcuni aneddoti legati ai brani proposti. Particolarmente apprezzata è stata la sua cover di Per un'ora d'amore. Con il concerto all'alba di Dito Nella Piaga si avvia a conclusione Villa Manin Estate 2022. Gli ultimi appuntamenti in programma sono con i laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni alle 10 del mattino nel Parco della Villa. E si avvia a conclusione anche questa edizione del nostro telegiornale. Restate sintonizzati su Telefriuli, tra pochissimo l'informazione sportiva e poi l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.